Bentornati a un nuovo appuntamento con Protagonisti. Siamo di nuovo qui negli studi di Radio Adige TV per presentare oggi la terza edizione del Festival del Giornalismo di Verona. E allora io andrei subito, così senza troppi indugi, a presentare la nostra ospite, la direttrice di Eraldo del Festival del Giornalismo di Verona, Elena Guerra. Benvenuta. Grazie mille Giorgia, grazie. Allora, è un piacere Elena, perché ci ricordiamo l'anno scorso eri qui ospite sempre in questi studi per presentare la seconda edizione. Quest'anno siamo giustamente alla terza e vi siete veramente ingigantiti quasi, perché parliamo di tantissimi appuntamenti, 50 ospiti, veramente un festival che è cresciuto non solo dentro le mura cittadine ma anche fuori. E quindi io intanto, per chi magari non vi conosce, ti chiederei magari di farci una piccola introduzione su cos'è il Festival del Giornalismo. Certo, il Festival del Giornalismo è nato in piena pandemia, quando appunto è nato anche Eraldo, di cui faccio parte. Eraldo è una testata online che parla di Verona e non solo, andiamo anche oltre le mura. E quindi per noi il Festival del Giornalismo è stata una scommessa e siamo ancora giovani, è solo il terzo anno, però insomma l'idea di fondo è portare a Verona intanto un evento che non c'è in Veneto, no? È il primo Festival del Giornalismo, visto che ha una bella storia in Italia, questo tipo di manifestazione. Portare i giornalisti in città per parlare di argomenti di stretta attualità, per far incontrare le persone con i giornalisti, coloro che ogni giorno producono notizie. Ed è interessante soprattutto in questo momento storico, visto che il bisogno di comprendere, capire la realtà, riflettere insieme sembra essere molto urgente. Terzo anno in città, come dicevi, aumentano i numeri perché abbiamo più di 70 ospiti tra speaker e moderatori, e oltre a Eraldo ovviamente abbiamo voluto aprire, come l'anno scorso, a tutti i colleghi giornalisti di Verona che modereranno i vari panel dal 5 all'8 maggio in città e poi in provincia. Sì, infatti partite il 5 maggio e poi però diciamo proseguirete di fatto fino al 27. Quindi il 27, diciamo 22 giorni di fatto di ospiti, incontri, convegni, ma non solo, tanti momenti per parlare di giornalismo a 360 gradi, quindi toccando tanti temi. E il tema focus, diciamo, di quest'anno è impatto zero, zero impatto. Ecco, spiegami anche il significato. Sì, noi usiamo sempre un concetto speculare anche negli altri anni. In quest'anno abbiamo pensato al tema dell'ambiente, che lo abbiamo caro, insomma in questo momento continuiamo a parlare anche su Eraldo di ambiente, energia, ma anche di quanto le nostre azioni hanno un impatto reale nelle azioni comuni, nell'alimentazione, nell'energia, nell'utilizzo della macchina o meno, di come fruiamo anche della montagna, del mare, e quindi tutto quello che sta intorno a davvero l'impatto zero, sì, che noi magari non abbiamo ovviamente, nessuna cosa è a impatto zero nel nostro pianeta, ma anche zero impatto sia quanto l'informazione giornalistica e poi a riverbero nei social ha un impatto sull'opinione pubblica e quanto possiamo costruire comunità attraverso l'informazione. Ecco, quindi diciamo un significato anche bello profondo, direi. Poi si parla di ambiente, sostenibilità, che sono temi veramente molto caldi in questo preciso momento storico. Ecco, io vorrei chiederti, visto che questo programma è fittissimo e poi avremo modo di farlo anche vedere, ecco, io ti chiederei di scegliere qualcuno di questi appuntamenti, senza fare un torto a nessuno ovviamente, da insomma segnalarci, perché ce ne sono alcuni che veramente meritano tantissimo, ma tutti in realtà. Sì, diciamo che tutti i più di 16 incontri in città e poi 6 incontri in provincia hanno un fil rouge comune, quindi noi parliamo in modo trasversale di informazione ed ambiente. Ma iniziamo il 5 maggio al Polo Santa Marta, quindi andiamo all'università
per parlare di energia. Lo facciamo con Disi, Palmisano, Ferrari, proprio perché vogliamo avvicinare anche gli studenti già al tema principale. Ma il 5 maggio abbiamo anche un incontro serale alle 21:15 con Paolo Rumiz, perché anche l'incontro precedente parla di Balcani, ma insomma Paolo Rumiz ci porterà dentro a questo tema, ricordando le migrazioni anche ambientali, che non è insomma cosa da poco. Passiamo, e quindi Paolo Rumiz, Dogana di Terra, perché ricordiamo che il festival è nel quartiere Filippini, in questa bellissima struttura della sovrintendenza poco conosciuta, ed è anche un modo per capire insomma cosa ci circonda. Passiamo a sabato 6 maggio, torniamo al Polo Santa Marta con un incontro a raccontare la verità con tantissimi insomma ospiti, tra cui anche Articolo 21. E nel pomeriggio segnalo alla Dogana di Terra Camilli Ottaviani, perché parleremo di Ucraina e Russia. Fondamentale per noi continuare a stare anche su questi temi che portano a un cambiamento globale. Ovviamente ogni guerra porta un cambiamento per tutti, sia del prezzo degli alimenti, sia dell'energia e anche dei diritti umani. La domenica mattina fino a anche la sera staremo alla Dogana di Terra, al mattino con lo sport, il calcio, ma traslato sulle questioni di genere, i pregiudizi e tutto quello che va insomma contro spesso la donna nel calcio, e poi quello che è successo in Qatar, quindi contro i diritti umani. E in particolare insomma questa domenica sarà molto ricca, perché poi anche nel pomeriggio e alla sera, soprattutto alla sera, insomma, con 2 attiviste iraniane per parlare di donne e soprattutto cosa è successo attraverso i social, come l'opinione pubblica ha scoperto una piaga dei diritti umani in Iran. Il lunedì parliamo di cultura a veramente 360 gradi al Teatro Nuovo con il direttore degli Uffizi, Smith, e quindi saremo al Teatro Nuovo. Ci torniamo perché anche negli anni precedenti insomma facevamo una puntata qui. E andiamo all'Extra Festival, quindi il mercoledì 10 maggio a Caprino parliamo di montagna e tutto quello che riguarda l'essere umano e gli animali e l'ambiente, con 3 giornaliste insomma impegnate su questo fronte. Andiamo poi a Legnago giovedì per parlare del Grande Salieri, e andremo anche su Sky, visto che verrà registrata una puntata proprio su questo, e parleremo ovviamente di giornalismo musicale. A Povegliano, il venerdì 12 maggio, parliamo di mafia al nord. È un tema che continuiamo a trattare durante il Festival del giornalismo. E il sabato, San Bonifacio, new entry anche questa, insomma, dell'Extra Festival, per parlare di Afghanistan, e visto che sì, l'Iran, c'è un particolare focus sull'Iran, ma sull'Afghanistan dobbiamo continuamente tenere gli occhi aperti sui diritti umani, con Quirico, Schiavulli e Dac. E chiudiamo questa settimana lunghissima a Bardolino con la radio, uno degli amori insomma di tanti giornalisti e giornaliste che compongono il team di Eraldo e del festival, con una coppia insomma fantastica, Zambotti-Cirri, che ogni sera ci accompagnano in macchina con Caterpillar. Poi ritorniamo a Verona il 26 maggio, un venerdì al cinema, anche questa è una novità del festival, con il docufilm Stonebreakers, per parlare di cancel culture, quindi tutto quello che i monumenti storici, soprattutto negli Stati Uniti, raccontano, e i movimenti civili che appunto sono in gran battaglia rispetto a questo tema. Chiudiamo il 27 maggio, un sabato, a Negrar di Valpolicella, per raccontare la finanza e come i cittadini si possono informare con insomma uno sguardo anche non solo sul giornalismo, ma anche su chi scrive di finanza, come Canova, che è uno dei 3 protagonisti dell'incontro. Insomma, hai assunto per bene tutto il festival praticamente, è stato un bel tour de force, direi, anche organizzarlo, immagino, Elena.
anche perché appunto parliamo di giornalisti, sappiamo bene che i giornalisti sono sempre un po' così, un po' sfuggevoli nel momento in cui bisogna organizzare qualcosa, qualche incontro. Quindi insomma il merito a voi che state riuscendo da 3 anni a questa parte a riunirli in questo festival che veramente rappresenta un unicum sul territorio. Ecco, parliamo appunto di ambiente e sostenibilità, rotta balcanica, discriminazione di genere, diritti umani, mafie. Quindi andate a toccare tutti questi temi che effettivamente poi sui social, abbiamo visto, tengono spesso banco, magari anche in modo errato. Ecco, tanta gente parla senza cognizione di causa. Ecco, il ruolo del giornalista in tutto questo marasma di opinioni magari non tanto ragionate, qual è diventato? Per noi è quello il ruolo del costruttore di pace, nel senso che è un termine molto grande, no, molto ambizioso, ma solo spiegando, portando dati reali, portando fatti concreti si possono sconfiggere l'ignoranza dilagante, ma non per anche, come dire, chiara superficialità, ma proprio perché la velocità con cui sono stati costruiti i social, che non erano inizialmente fatti per divulgare notizie, si è creato un cortocircuito, quindi spesso si danno notizie parziali, ed è quello un po', no, il neo, e continuare a parlare di informazione, soprattutto con chi la fa tutti i giorni, con chi va nei luoghi di cui tanto discutiamo nei social, ma dalla nostra cameretta. E quindi portare veramente, per noi il valore aggiunto è portiamo giornalisti e giornaliste che sono state nei luoghi, in Iran, in Afghanistan, piuttosto che nella rotta balcanica, e non solo giornalisti, per esempio l'associazione One Bridge to Idomeni di Verona racconta ogni giorno con la propria attività solidale questo, e quindi insomma in qualche modo costruiamo una capacità critica, ecco, su chi ha voglia di affacciarsi ovviamente su questi temi, che sono i temi che ci riguardano tutti. Assolutamente sì. Diciamo, portate dei testimoni in prima persona di tutti questi, di tante di queste tematiche, per esempio appunto dicevi giustamente la rotta balcanica, la guerra, insomma sono effettivamente argomenti che riguardano tutti noi. E a questo punto Elena chiudo chiedendoti quale sarà il futuro del Festival del Giornalismo? Siete già pronti anche per una 4ª edizione, sicuramente? Sicuramente sì, perché dagli errori si impara e vediamo, per esempio, per noi una grande incognita è il meteo, che è una banalità, però sia la dogana di terra, noi saremo all'aperto, però abbiamo anche ovviamente tutto lo spazio interno della dogana di terra che è fantastico. Però è ovviamente un'incognita enorme, quindi l'idea per il 2024, perché già lo guardiamo, è anticiparlo, quindi con diciamo un mese un pochino più freddo, per stare direttamente all'interno e non avere l'incognita appunto dell'esterno. Ma questa è un'idea che si sta costruendo e che dobbiamo iniziare e concludere questa 3ª edizione per poi subito ripartire con la 4ª, anche perché stiamo toccando tantissimi temi, ma ce ne sono altrettanti fuori e poi portiamo dei punti di vista, no? Non come dire cristallizzati e bene per qualsiasi tipo di tempo e luogo, perché ogni nostro incontro parla del qui e ora, e come abbiamo visto anche per l'Ucraina quanto è cambiato in questo anno tutta questa vicenda, quindi insomma siamo pronti a ripartire ed è stimolante incontrare ospiti come questi che ci hanno dato tutto il loro supporto e la disponibilità ad esserci nonostante i tanti lavori. Assolutamente sì. Insomma, io Elena vi faccio i complimenti ancora e spero appunto di averti di nuovo ospite qui l'anno prossimo. Grazie mille. Per la 4ª edizione, davvero in bocca al lupo. Grazie Giorgia, a presto. Grazie. Perfetto, allora anch'io adesso vi saluto, grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con Protagonisti.